Era stata avvicinata da un gruppo di uomini tutti visibilmente alterati dall'alcol che avevano iniziato a molestarla rivolgendole apprezzamenti anche a sfondo sessuale molto pesanti con termini irripetibili. Lei, una ragazza di 27 anni, in passeggiata con il suo cane in Riviera Santa Margherita a Treviso, terrorizzata, era riuscita a mettersi in salvo grazie all'intervento di un passante che, fingendo di conoscerla, l'aveva allontanata dal gruppetto, riaccompagnandola a casa. Ora, per quell'episodio in piena zona rossa, i carabinieri hanno denunciato per violenza privata 3 cittadini egiziani di 29, 22 e 24 anni. Quest'ultimo nelle scorse ore era stato arrestato dalla polizia per un episodio simile accaduto in via Roma. In quella circostanza il giovane aveva avvicinato 3 ragazze, anche in questo caso rivolgendo loro apprezzamenti volgari, finendo poi per aggredirle spruzzando dello spray al peperoncino. Il 24enne era già destinatario di un DASPO urbano, è stato quindi denunciato anche per questo e nei suoi confronti è iniziato l'iter per l'allontanamento dal territorio nazionale.